Buonasera ai nostri amici Buonasera da casa, benvenuti a a tutti quanti. Questa sera, come al solito, il nostro appuntamento è presso la Montanella con la nostra Bianca Rosa per parlare di un piatto importante nella tradizione veneta che si sposa benissimo con i nostri vini, il vini Durello di Signa, giusto? Anche perché se ricordiamo il baccalà alla vicentina è conosciuto in tutto il mondo. E ora, a Padova invece, proprio anticipa il tema della ricetta di oggi, il baccalà alla vicentina. No. Ma come lo femo alla vicentina, mantecato, non mantecato, in lesso, perché, come? Io devo dirti che a Vicenza si fa la vicentina, qua a Padova invece io femo mantecato. Scusa Bianca, hai detto una roba importante, perché poco tempo fa, anzi ogni anno si rinnova la promessa del matrimonio tra il vino Durello e il baccalà vicentina con la confraternita del baccalà. Certamente. Oggi invece facciamo un matrimonio diverso, sempre tra il vino Durello, ma col baccalà mantecato. Perché il matrimonio si fa qua in quel di Padova. E ora innanzitutto bisogna avere un prodotto di qualità che è questo baccalà, stoccafisso, perché il baccalà è quello quello bianco sa. Questo è uno stoccafisso che viene dalle Lofoten. Che sarebbe, diciamo, praticamente Arqua, Polesine, Laivia, Lofoten. E dopo un poco a sinistra. Ecco. Le Lofoten. Sì, una cosa, il baccalà bisogna batterlo come il Mario. A mattina, se si alza, bisogna battere il Mario e fin sera il baccalà è una meraviglia. E questo è lo stesso anche col baccalà. No, dai. E ora se tira via tutte le pinne qua, si taglia e si mette a bagno. Quanti giorni? 3 tocchi, minimo 2 giorni. 2 giorni. E possibilmente lo mettiamo su un cainè o su una terina, su un lavandì con l'acqua, col rubinetto appena aperto. Cioè, ho visto fare che se proprio i particolari, i delicati, io metto sull'acqua, diciamo, del torrente. Del ruscello, certo, no, ma basta che quello del rubinetto del lavandì. E ora, dopo, quando che si passati 2 giorni, si che cava tutta la pelle, si che cava l'isca dentro e si mette a bollire con acqua e sale e basta. Quando che il cotto che vorrà un 3/4 d'ora, 50 minuti, e si ciappa e si mette una volta menona per farlo e toglieva i piatti e io sbatteva proprio con energia, ma andava avanti un pomeriggio. Cioè, sua nonna si allenava, diciamo, a fare bodybuilding nei confronti del suo marito. Per battere il baccalà mantecato. Adesso invece si mette su che macchinette moderne, sui tipo i frullatori. Tipo i frullatori che ha anche spatto e non quelli che taglia, ma quelli che sbatte solo. E bisogna sbatterlo. È un gran sbattimento praticamente. Solo con sale fino, appena, uno spicchio d'aglio e olio d'oliva. L'olio d'oliva va buttato proprio a goccia, non tutto insieme, un poco a volta. Mi raccomando, l'olio deve essere assolutamente di qualità, perché avere un prodotto così senza un olio di qualità è buttare via tutto quanto. Noi altri oggi su sto periodo, essendo che qua e pare due palline di gelato invece del baccalà. Esiso che abbiamo abbinato con la marmeata d'esiso, con la confettura di giuggiole. Quindi ti ha fatto un abbinamento ancora diverso, originale. Perché abbiamo assaggiato, e adesso vi dirà anche Giorgio, si sposa con la marmellata anche di giuggiole. Sì, il baccalà in questo possiamo considerare un antipasto ancora? È un antipasto, sì. Ma si può mangiare con il pane, anche come si può mangiare con il pane o anche con la polenta. Di fronte è vero che a Venezia lo servono con la polenta. Con la polenta. Noi l'abbiamo presentato così perché a nostro avviso manca la parte dolce del gusto del baccalà, che invece in questo caso, mettendosi appunto questa confettura di giuggiole, diventa un piatto più accattivante e anche più nuovo, un po' di novità in cucina non fa male in questo caso. Ma cosa che bevemo, caro Giorgio? Arriva sposo. Allora, in questo caso